Quando stamattina ho visto questa nebbia potentissima, questa cappa sopra Treviso, ho detto se siamo all'allerta rossa e c'è una cappa, meglio che i ragazzi stiano dentro per precauzione. La nebbia sopra Treviso, la famigerata K, lo ha convinto a prendere una decisione che non ha precedenti nella storia del capoluogo. Tutti dentro a ricreazione, 1700 studenti del comprensivo Stefanini, dall'asilo alle medie. Il preside ha diramato la circolare di buon mattino in tempo utile per tenere gli allievi al riparo dalle polveri sottili dei record nel primo giorno di allerta rossa decretato da ARPAV. Una misura adottata d'urgenza ma che vuole lanciare un messaggio preciso, educativo innanzitutto. Mi sembra un messaggio normale, fatto da una persona che oltre ad essere preside sono genitore, oltre ad essere genitore sono uno che pensa che il suo lavoro, cioè il mio lavoro, sia quello di educare i ragazzi. La decisione del preside segue quella già presa nella giornata di ieri da alcune educatrici degli asili nido comunali di Monigo e Fiera, quella di tenere dentro i bambini dagli 0 ai 3 anni, come dimostrano le immagini di altalene ferme, scivoli vuoti, giardini silenziosi, provvedimento condiviso peraltro da Casugana che lascia autonomia alle strutture. È una questione di buonsenso, una questione di attenzione all'utenza. Ovviamente dipende molto da dove sono collocate anche le strutture. Io non voglio dare un'indicazione e così non abbiamo fatto. Ogni struttura deve valutare in base, secondo me, anche a dove è collocata. Insomma, picco dell'influenza stagionale, allerta coronavirus e pure lo smog. Inevitabile chiedere quale faccia più paura. A dire la verità tendo a non spaventarmi da amministratrice e da madre, cioè cerco di entrare puntualmente nelle questioni e poi di farmi un'idea.